Questo non può dire. Su sta lingua potesse parlare anche noi. Parlano tutte sante e benedette, cose di Dio. E dentro hanno diavolo. Ti scandasti. Ti scandasti. Ti scandi di chi? Ti scandi di chi? Ti scandi di chi? Ti scandasti. Amonina, na cella, amonina, muta. E camuta viene. Sore Eustachia. Sore Eustachia, preparassi l'acqua, quando io che ce n'è nato di sgaddare. E già, sì, pulita, sì. Disponetevi, oremus. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica. Con le mani sbucci Le cipolle me le sento addosso. sulla pelle. Nice che dice boh, Dice che dice boh, gloria nell'alto dei cieli. ma non c'è pace qua giù. È una questione di peli Sei già un angelo tu. che accendi un diavolo in me. Accendi un diavolo in me. Perché c'è un diavolo in me. Forse c'è un diavolo in me. Seduti in piedi sulla gamba sinistra. Chi non salta un ortodosso per mia colpa. Mia grandissima colpa. Per colpa di chi? 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 Non c'è più rispetto Neanche tra di noi. donne du In cerca di guai. ho bisogno d'amore per Dio Perché se no sto male. Avete visto un ne? No. Dai. Lì. Ah, Kai, ha visto. Piccola. Ha visto. Piccola, spezzola piccola.
Ai, 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 Ai ai. ai, Ai. ai. Ai ai. Ma siete morendo? Ai. A me non me la scennilla. Sei. Facciate. Ai, mettila qua. Ai. Ai, che sorata sogno stanco, sta portata pesante qua. Senti, e chi sta a casa di Romba? Modo! Che sei pazzo! Ma perché? Non si pronuncia il suo nome, è pericoloso! Davvero? Cucci. Chissù, è una cucca di primo ordine! Chiunque dico suo nome, come minimo 7 anni di disgrazia! Davvero? Ma io lo sape. Ma qui, don Cacetto, cosa sape? Magari tu dici, no, dici come si chiama, cosa Spagna. Oh, però senti, sarà iniettatori. Ma in questa zona si spagnano tutto come hanno ido. Io, un capo dei capi. Magari Don Rodriguez ci fa reverenza. Ah, magari Don Rodriguez ci fa Se reverenza. innamoro oggi, innamoro. A proposito, senti, ma levami una curiosità. Ma chi stai? Perché casa qualcuno insieme? Non credo che c'è traffico, eh? Ma che c'entra, bestia? Non è che qualcuno insieme. Che sicuramente mangiare, poi è vero, sembra caro. E si cuccaro insieme come l'altra settimana. Meno male, va. Avanti, me levaste un viso rosso su sta panza. Io mi stavo cominciando a preoccupare. Non posso travagliare per chi mi stava licenziando. Sì. Ecco. Comunque, fai una cosa. O chiamalo, va. Io lo chiamare, a Don Rodriguez. certo. E se chi è cuccato insieme perché tu non si sedia, chiamalo tu. Senti, chiamiamolo insieme, va. Chiamiamo insieme. 1, 2 e 3. Don Rodriguez! Io sto magari sordo, Don Rodriguez! Non ammazza. Chi è se grida? I bravi! Ah, bravi, siete tornati! Sì, Sì, signor! Vengo agguantato! Come viene? Guandato. Stai venendo subito! Ah, sta venendo subito, dici. Il lavacaputo. E ma posso che non lava caputo. Io te lo spiego. Veniamo, dai. Bravo! Bravo, bravo! A noi ci darà ricchia. Minchia, niente tuoi. Brave, finalmente faceste una cosa buona. Avanti, sbrugliate la tua cosa. Subito, signor! Ci siamo un po' di parete. Capo, tu io ne che dorme. Meschina. Maria Santissima. Maria! Che c'è facca questa? Una monaca! Per la madre! Capisci cosa? T'ammazzo, io prima comincio qui. No! T'ammazzo, io e poi andiamo io si capisci. Ma che come nasce? Come buttaste la monaca, come buttaste? Hai impressione che spaghiamo persona! Don Rodriguez, noi ci picchiamo informazioni precise, nessuno che la stanza era chiusa e io mi porto sicura. Poi ci siamo, era di notte, c'era scuro, non si vedeva niente. Mi sento male, mi sento gravemente, mi sento. Come si sente? Mi sento male, ma ora che facciamo? Ma che facciamo? E che facciamo? Ammuchiamo un'altra volta e ne buttiamo a ponza. Sono svecchio. Hai fame? Oh, ave fame. Hai siti? Ave sete. Intendito, c'ave fame, c'ave sete, che se ne fotte. Mi sento con l'ossa No, brutte. Sono muta sorella, non sono la testa, per favore. Guardate questa confidenza? Cretino. Io sono la monaca di Monza che sta a Ponza. Scusi, sorella. E innanzitutto tesoro. Senta, madre, Ma quale madre? A stura se mi fosse nasciuto un figlio come Mattia, la usso e tato. E ora basta. E chi sto? Dove spondavo? Da quale paese sbarcavo? Basta ora, riportatela donna a picchiasto, ammucchiatela, forza. Ammuchiamola, va. Camoghiamo, aspettate, parliamone invece. Se può sapere con schifio siete, che ci faccio qua? E perché mi portasto qua? E ora basta, è stato un errore. E che errore? Queste due rembambitos dovevano allevare una mucciaccia e invece mi portarono una monaca. Comprendi?
arrabbiata. E non te permito, brutto figlio di tua madre. Avanti, va, mucchiatela e portate una pigliasto, una cosa lesta però. Avanti. Raga, prego, si vuole accomodare? Puoi morire. Signora Monaca, signorina Monaca. O primo. Casa e risca a mettermi niente d'un guardo, niente. Ci dugno un gaucho nei paesi bassi che lo faccio girare turno per una settimana. Prima voglio mangiare, vivere e scusate, riposarmi e dopo, se me ne voglio tornare a Ponza, ci torno che mi piedi. È chiaro? Aggiappiamolo, va! Levati, levati. Levati. Io devo... Vai, vai. Signora Monaca, guardi l'uccellino. Tanghete! Quanti Ecco sì. uccellini! Ciao figlio, questa volta. Scusate, ho tappeto. Ma... Ma ora io dico che potessimo campare in santa pace, potessimo mangiare, potessimo vivere, potessimo dormire, e invece no, ammazzare e ammazzare come l'animale, l'uno contro l'altro. Siamo tutti una maniera di scemonite, uno più pazzo dell'altro. Dici che il Signore tu ne fece a sua immagine e somiglianza, ma secondo me qualche cosa non c'era sottavo, no? Perché ne fece a tutti che siamo, che saccio, come tanti animali selvaggi, Per esempio, prendiamo l'esempio di me stesso per non unduare a nudo. Mi feci capare una bambuglia, a così, uno ci sciovendo, bolo, sono un ente mescato con nudo mescato con ente. Oh. Ma chi è cavo castelleria? Ma pare che un breaco lo suonato. Fatevela a fare vostra e siete in avanti. Ah, poi vedete a chi sta qua. Chi sta proprio all'ingroggio tra una tazzamita e una scimmia. Chi è che dici? Molta che stai parlando con il principale. Ah, io mi stai a cuccare. Quando sia finisce di parlare con il principale, si ritira. Sì, è qua discussione lunga e perciò potete cuccare, tranquilla. Da qua non le massate di dire le cose. Ammazzare in cosa mia che la portava. Cosa mia. Una giaguarda. Mica stanchezza buttare sta cosa. Grazie. Mi stangai. C'è qualche trasloco di casa, si stanno buttando mobili, cose, che fu, che fu? Bello sto tappito, ma chi è tappito messiano? No, Suriano. No, i suriani rattono, gli atti selvaggi sono. Buonanotte allora. Buonanotte. E buonanotte! Che parlare, staucio e poi questo le stronze, io sono uno peggio dell'altro. A chi non pare che un chiaro capo, gli ha dato pare che tu sucalo da sotto. Per ammazzare, non ci vennero buone, notale, non ci vennero buone. Oggi ci siamo ora. Io stangai. Senti, tutta decchianata, la fece buttare proprio piso, leva tutto cambiato. Da spada, da lì c'è i cicatrici, da lì. Pena mia. Tutto a posto? A postissimo! Bene, ha buttato onde mi compare. Secondo l'ordine vostro di vostro compare. Non è che mi buttato sarestano stavolta. No. Stavolta prima di mugliarla ci facciamo la tax. Che ci facessi tu? Ah, tax, va, che da cavata, le sotto e sopra, quelli ticchi. Brave, va bene. Ora vado a vedere come sta la mucciacita. Va bene, voi? A chi? A chi? Ah, chi?
una vita che siamo a chi. Oramai ne condannavo a stare a chi? Non è che pensano altri, che una settimana che facevamo andare con il vapore. Allora, poi con tutto questo truppo di carina che c'hai, ne buttiamo la residenza a casa. Buono. Ai ai. Ai ai. Ai, riposate d'andicchia. Per compare mi dispiace, ma mi devo contraddire. Per ora è meglio che Lucietta arresta un ne. Ad stare calmo, siete troppo focoso. E in questo momento è come se ci leva dell'ossa angani da uc. Però ad stare calmo. E va bene, la carusa per stasera resta con voi, ma domani No, porto. no. Come? Domani è ancora presto. Lasciatela che si tranquillizza. Lasciatela che si tranquillizza e ci pensa e si ammansisce. Nel frattempo, Maruzza, ma governante, sapo fatto so, ci dona verso, l'ammansisce e con una punta di mele lei a pensare che si pigliano 100 mosche. Compare, cercate di capirmi, in questo momento io sogno mucho cauro, mucho macio, sogno Sì, ma mucho macio, che ne facete di una femmina che non vuole assendere. Se invece ci date tempo, vedete che Ida si ammansisce. Avete ragione, compare, avete ragione. Ora facciamo una cosa. Io vado a dire a Varanne a spodugliare c'è da fare a me. Voi venite con me, da così in frattempo da Anna Maruzza, come ci disse, ammansisce, a gamba. Lei a stare tranquilla. Poi ci sono i due picciotti che la tengono a cura. Lei entra in una botte di ferro. Va bene? D'accordo. Amonin, no? D'accordo, compare, dammi. Amonin. Ai ai. Cocca, ti poggi del gioco. Guarda come si fa. Non mangia più, sta sperando. Non si vede più. Riposati. Disgraziate, ti sempre i vesti. Vieni. Ma non credo che ammazzaste. Ma quale ammazzare? C'è via in pugno da testa che quando se lo spieghi non si guarda manco come si chiama, cammina, Ma va. che stai buono, Antoletto? Ma certo che attacca è buono e ci messa magari in birun da ucca, cammina. Ma tu hai deciso non è che maghieri. Ne fracca stofra, Maghire, ne fracca stofra. Amore. Tutto a posto. Tutto a posto. Oh, tutto a posto. Tutto a posto. Ah? Tutto a posto. Sì, tutto a posto. Tutto a posto. Ai ai. Ma sai che ti dico? Io sto morendo dalla fame. Come vedete, compare, la situazione è serena, tranquilla. Com'è la situazione? A posto. A postissimo. Caro compare, avete due carusi che sono zucchero. Sì, compareddo, però io non posso stare più. Sono impaziente. E va bene, va bene. Amonin a trovare la vostra mucciacita. Amonin. Sgraziate. Ma manco tempo di andare a mangiare un muzzo con i pane. A nunca. Subito tornare. Stai morendo una fame. Molto, che ci stai vedendo che ho visto l'occhio. Hai ragione, Gemia, sei raggiunto una resca da lì. Non puoi dare i chiudi. Amonin. E me la mangiare che cosa. Amonin. No es. Ma che hai? No es. Pena mia. No es. Ma fa impressione. Scomparì. Ma che c'è più? pigliato? Scomparì. Dove è? Siete due deficienti. Siete due armali, sì. È un ne. Ma voi? Guarda vecchia, dai. Vecchia scompario. No, la vecchia dai, era attaccato come un falso Maura. Lucietta non c'è più. La colpa è da due. Bestie incapaci che non siete auto. Ecco
questo modo di fare, mi faccio fare la comparsa do pepe, mi faccio fare la comparsa tutta e due. Ah, ma anzi no. Caro compare. No, ma che caro compare? Voi ancora parlate? La colpa è vostra, Ma chi ha mia la colpa è colpa? vostra, Don Pasquale, la colpa è vostra! Non Non duate! Ma qua, Don Pasquale, E ancora ci insiste. mi sento male. Come si sente? Corazon! Ma tu non ci spiace se Corazon! Picchio. Corazon! È l'ora della muerte. Muero! Moriu. Che succede? Moriu Don Rodriguez. Ma come fu? Per nuovo a Don Pasquale. Bella mia, sono morito. Un momento, scusate, ma moriu per davvero davvero? Ma per davvero, moriu. Ma mi faccio ridere che poi mi danno un cianga a me, eh? O posso tagliare che sono cucchiuzzi? Questo cucchiuzzo è bello. Che la signora Marasta sa razza. Quando c'ho lì un paese, e tu ne passo. Oh, e finalmente vediamo se potremo stare nella pace in questo paese. Poi e ta sangue magari tu, a così. Si sputa. Smarina. Andichia d'aria, aspetta, no, te cano. Bella mia. Ma chi? L'estasi! Sì, mamma, o tempo capisco un poco di aloe cannetta e mi profumo tutta. Ma giuzza, santa, quando te ne biasti, che non si sta potendo respirare. Ma giuzza, santa, avanti, spiccete, che tutta la nuova stanno aspettando. Pronte, sì? Sì. Avanti, spiccete. Lista. Forza. Con reverenda nuova sta aspettando. Sì. È venendo. Sta venendo. E che si spiccia? Ma sta profumando, mamma. Ancora. Ma non sogno. Avanti, forza. Oh, tutti... Ma chi è sto manico? Ma non poliziato al 18 sputalizzo. Ai. Penso io. E sciure su. Uno c'è gresso e c'è festa. Avanti. Siamo tutti pari pronti? Benzino, ferramenta, l'OGM. Fermi tutti! Sì. State facendo? Sì. Fermi tutti! A voi, Don Pasquale. No! Per favore. Legge qua. Signori miei, l'improvvisa morte di Don Rodriguez mi ha fatto riflettere. È stato un segno divino. Da sopra qualcuno si sedeva buono, picchino che io e mia compare stavamo comandando. Ho voluto mettere le cose a posto. Ora magari io voglio mettere le cose a posto e riparare al male che ho fatto. Assieme agli auguri che intendo fare a questi novelli sposi, anche un piccolo regalo. Da questo momento, la masseria d'Ochiano a Cerasa appartiene a Idro. Grazie. Fermato! Sì. Don Pasquale! No! Cretino! Giorno d'amori, giorno di festa, e di dolori,
mangiare, me la puoi Mangiare mangiare. la sposa! Basta, ma stai più... Com'è bello ridere, se insieme a noi tu ridi allegramente. Ridere, com'è bello ridere, anche il tuo presente vedrai sorriderà. Se questa vita si fa sempre un po' più dura, non essere giù, non fare quella faccia scura, una risata può cambiare la giornata, da grigia e buia a più colorata. Ridere, com'è bello ridere, se insieme a noi tu ridi allegramente. Ridere, com'è bello ridere, anche il tuo presente vedrai sorriderà. E quelle volte che ti senti sconfortato, una risata è il meglio del buon cioccolato. Non fa ingrassare, ti regala il buon umore, rende leggera la tua vita e il cuore. Ridere, com'è bello ridere, se insieme a noi tu ridi allegramente. Ridere, com'è bello ridere, anche il tuo presente vedrai sorriderà. Se insieme a noi tu ridi allegramente. Ridere, com'è bello ridere, anche il tuo presente vedrai sorriderà. Se questa vita si fa sempre un po' più dura, non essere giù, non fare quella faccia scura, una risata può cambiare la giornata, da grigia e buia a più colorata. Ridere, com'è bello ridere, se insieme a noi tu ridi allegramente. Ridere, com'è bello ridere, anche il tuo presente vedrai sorriderà. E quelle volte che